Regione Stefani ha nominato i nuovi direttori generali. All'ULSS 3 Serenissima arriva Massimo Zuin, all'ULSS 4 Veneto Orientale torna Carlo Bramezza. Torna la paura in via Giustizia Mestre nel mirino Paolo Favaretto, titolare della carrozzeria moderna, da anni in prima linea contro il degrado. Lui e il figlio minacciati di morte da un balordo. Prima si scontra con un trattore, poi finisce in un canale con la sua Range Rover. Paura a San Michele a Tagliamento, il conducente è salvato dall'autista del mezzo agricolo tuffatosi per soccorrerlo. Due aggressioni, una con il coltello tra Mestre e Marghera a distanza di poche ore l'una dall'altra, e tra i cittadini cresce la paura. L'appello da quartiere Pertini: queste zone vanno rivitalizzate. Fine della crisi politica. Chioggia, dopo mesi di attesa, ha approvato il bilancio di previsione. Nominati due nuovi assessori di Fratelli d'Italia, Matteo Penza e Cristina Boscolo Zemelo. È morto a 86 anni Sandro Munari, numero uno dei piloti da rally negli anni 70, veneziano di Cavarzere, dominò un decennio con la Lancia. Frenata per il Venezia sul campo del Sud Tirolo nel pomeriggio, finisce 1-1, nuovo pareggio dopo 2 vittorie consecutive e inseguitrici che possono rialzare la testa. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Dunque, oggi il Presidente della Regione Stefani ha annunciato i nomi dei nuovi direttori generali delle ULSS Venete. All'ULSS 3 Serenissima arriva Massimo Zuin, mentre all'ULSS 4 Veneto Orientale torna Carlo Bramezza. Avevamo promesso che entro il 28 ci sarebbero stati i nuovi DG della sanità, nessuno ci credeva, siamo riusciti a vincere questa sfida contro il tempo e sono convinto che persone di qualità sapranno dare il meglio nelle rispettive aree di riferimento. Ho chiesto loro massimo impegno, operatività fin da subito e soprattutto una forte attenzione ai territori e alla medicina territoriale. Il Presidente Stefani ha firmato i decreti di nomina dei nuovi direttori generali della sanità come promesso. Nessuno è rimasto al suo posto. Ognuno ha avuto un ULSS diversa, questo ci tenevo a farlo anche perché è giusto che ci sia un ricambio e una rotazione, per me è fondamentale questo, funziona così in politica, deve funzionare così anche nella sanità. Soprattutto quelli esterni sono persone che io ho scelto perché hanno dimostrato particolare attenzione alla medicina territoriale, al territorio, ma anche all'innovazione tecnologica, una grande sfida che la nostra sanità deve vincere. Alla guida dell'ULSS 3 Serenissima arriva al posto di Edgardo Contato Massimo Zuin, attuale direttore dei servizi sociosanitari dell'azienda. Laureato in scienze politiche, è stato componente del tavolo permanente sul tema dell'amministratore di sostegno. È anche docente al master di secondo livello in architettura e salute allo UAV di Venezia. Ringrazio il Presidente Stefani per la fiducia che ha voluto riporre alla mia persona e darò il massimo per questa azienda, per il nostro territorio, per i nostri cittadini, in stretta collaborazione con le amministrazioni locali, con i sindaci, che sono sempre stati molto vicini all'azienda e hanno seguito sempre con grande attenzione, dando anche soluzioni e dando, come dire, progettualità condivise per il nostro territorio. Voglio ringraziare tanto anche il dottor Contato per tutto quello che ha fatto in questi 5 anni, che ha fatto crescere la squadra e fa sì che la sanità sia sempre più vicina al cittadino, e questa sarà proprio la nostra sfida da qui ai prossimi mesi per l'apertura delle case di comunità, una sfida importante che ci aspetta per sviluppare quel percorso ospedale-territorio che è auspicato e sarà, come dire, la rivoluzione della sanità nel nostro paese e in particolare anche nel nostro territorio. All'ULSS 4 Veneto Orientale, dove negli ultimi 5 anni è stato direttore Mauro Filippi, ora destinato all'ULSS 5 Polesana, torna invece Carlo Bramezza, ex direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana. Ai nuovi direttori il benvenuto del sindaco Brugnaro. Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro in un settore strategico come quello sanitario, ha detto, che rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza, coesione sociale e qualità della vita per le nostre comunità. Sono due figure di riconosciuta professionalità, esperienza e capacità. La collaborazione tra istituzioni sarà decisiva per rafforzare la medicina territoriale, conclude, e garantire servizi sempre più efficienti e vicini ai cittadini. Nuova escalation di violenza a Mestre in via Giustizia. Nel mirino Paolo Favaretto della carrozzeria moderna, da anni in prima linea contro il degrado. Serve un monitoraggio, dice, la mediazione non può essere a senso unico.
Siamo stati minacciati di morte da una persona qui di fronte che è sempre al drop-in. Noi siamo usciti dicendo: ma cosa fai? I vetri si rompono, non pugnare. E lui si è messo a urlare, non finiva più. Ci ha seguito, è entrato e minacciando di morte, ti uccido, a me, a Mattia, a un altro dipendente. Nuove minacce di morte a Paolo Favaretto della nota officina di Via Giustizia a Mestre, da sempre in prima linea contro il degrado della zona. In mattinata le minacce di morte dirette proprio a lui e ad alcuni dei suoi dipendenti, tra questi anche il figlio, dopo aver sorpreso uno sbandato che stava prendendo a pugni le vetrate dell'officina e pure i finestrini di un camper parcheggiato all'interno. La ragione sconosciuta. Ma non è possibile, non possiamo andare avanti così, per favore portateli via, è diventato molto pericoloso, non abbiamo neanche coraggio di uscire, siamo nella disperazione più profonda. Serve un monitoraggio per le persone che si recano alla casa di ospitalità, va bene l'inclusione sociale e aiutare le persone in difficoltà, ma la mediazione non deve essere a senso unico, conclude Favaretto con un appello forte e accorato. Aiutateci, non possiamo chiamare il 113 per chiudere l'officina. Momenti di paura a San Michele alla Tagliamento, una Range Rover è finita ribaltata all'interno di un canale a lato della strada dopo essersi scontrata con un trattore. L'autista a bordo dell'auto è rimasto incastrato tra le lamiere e subito soccorso dall'uomo alla guida dello stesso trattore. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la rimozione del mezzo. E adesso cresce la paura a Mestre tra Mestre e Marghera per due aggressioni avvenute a poca distanza l'una dall'altra. Giornata di sangue tra Mestre e Marghera con due gravi episodi a distanza di 4 ore uno dall'altro. In via Fratelli Bandiera, poco distante dal centro sociale Rivolta, verso le 20:30, una donna è stata aggredita da un uomo armato di coltello che l'ha colpita al termine di una lite. Le ferite a mani e volto farebbero pensare a un tentativo di difesa dai colpi. Soccorsa dal SUEM, è stata trasportata all'ospedale di Mestre con diverse lesioni da arma da taglio, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri di Mestre stanno cercando l'aggressore che si è dileguato dopo aver colpito la donna. Poche ore prima, verso le 16:30, in via Gavagnini, in quartiere Pertini a Mestre, si verificava un altro episodio, una lite furiosa tra due ex fidanzati separati in casa che si sarebbe potuta concludere anche in questo caso in modo peggiore. Al culmine di una lite, la donna ha colpito con un pezzo di vetro l'ex fidanzato cinquantenne all'addome, ora ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre la donna è stata portata in carcere. I due però non sarebbero nuovi a liti violente, come racconta chi conosce bene il quartiere. È una coppia già conosciuta da tempo, un po' problematica, dedica anche all'alcol, quindi con problemi di questo genere. Lì c'è stata una lite familiare, evidentemente familiare nel senso che sono stati assieme parecchi anni. Adesso dicono che si sono lasciati, ma il fatto avvenuto ci dimostra che insomma i rapporti erano ancora tesi, molto duri, ecco. Secondo Rocelli, però, alcuni di questi episodi si potrebbero evitare se nel quartiere ci fossero attrattive coinvolgenti per chi lo vive. Qui non c'è niente. Non c'è un cinematografo, un teatro, non ci sono attività di nessun genere, manca il comune, gli uffici comunali, la polizia locale, insomma non c'è niente di niente. È logico che in un quartiere del genere, se non hai possibilità diverse da muoversi, da occupare il tempo, fare qualcosa di importante, ti dedichi a che cosa? Alla birra. L'appello che mi dicevi ai sindaci è grande attenzione a questi quartieri in cui non c'è niente, perché prima o poi scappa qualcosa. Ora siamo riusciti a tenere condizioni abbastanza ottimali, però non è che possiamo per sempre tenere questa situazione. Ci diano una mano. Ecco, candidati a sindaco, fate attenzione ai quartieri. E adesso il nostro reportage tra le case popolari di Marghera in via Case Nuove, con una situazione che i residenti denunciano al limite.
Qui siamo in via Case Nuove, qui abbiamo una discarica dove siamo invasi dai topi, tutta la via è invasa. Qui, essendoci questa discarica di mobili, i topi si sono fatti la casa. In via Case Nuove, ai civici 8, 14 e 16, i residenti delle case popolari comunali denunciano una situazione al limite. A Marghera la convivenza con i ratti non è più un'emergenza ma una quotidianità. Qui siamo arrivati al punto che topi e pantegane ci passano davanti, se non addirittura tra le gambe, racconta Paolo. Sono coinquilino dei topi anche delle case perché è del 48 che abito qua. E come si vive assediato dai topi? Male. Durante le riprese il cane Toby, questo meticcio nero, annusa e punta un topo dietro un garage. Dov'è? Ma si arrampicano anche fin sopra, non solo a piano terra. È già successo che si sono arrampicati e ti arrivano in casa. Ma i roditori sono solo uno dei problemi che affliggono queste case popolari. I residenti parlano di degrado diffuso nonostante le continue segnalazioni. Sono 6 palazzi che ce ne sono 1, 2, anche 3 che hanno dei problemini, che però l'Insula non vuole mettere a posto. Spendono piuttosto soldi per fare altre cose, ma qua non ci guardano. Questo lo stato di salute dei magazzini, garage presenti in giardino. E qui c'è una bella buca che si sta svuotando, il pavimento crolla giù, io sono caduta, 2 fratture. Ok? E non hanno messo a posto niente, e questo è successo quando hanno fatto i lavori, che è sprofondato. Qui la gente vive tra muffe presenti ovunque, anche per via dell'umidità di risalita, viste le condizioni dei citati palazzi. Pulisco sempre perché ho un mio figlio che è ammalato e non può respirare muffa, quindi non posso lasciarla, ma a forza di pulire cade il muro. Allora io vorrei che, come sono stati fatti gli altri 5 palazzi, che facessero anche il sesto, il cappotto, togliere la muffa esterna. Ed ecco il perché di tanta muffa nelle abitazioni. Certo, abbiamo la parete nord che è completamente nera, è impossibile lasciare una parete in queste condizioni, e poi logicamente gli appartamenti dentro si ammuffiscono per forza, ma finché non mettono posto fuori, dentro continuerà a svilupparsi la muffa. Qualcosa devono fare per metterla a posto. Ci vorrebbero più controlli. Quando viene fatte delle cose ci vorrebbero i controlli e ci sarebbe un risparmio di soldi. Poi le crepe corrono lungo le pareti interne e in quelle esterne, per non parlare delle infiltrazioni d'acqua dal tetto e lungo i muri perimetrali, ma non soltanto. Vedi, per esempio, ci sono tutte le guarnizioni della veranda che sono partite, mi entra dentro l'acqua, guarda, vedi, sono rotte. E quando piove stravento mi entra l'acqua, una disperazione, metto stracci dappertutto. Fine della crisi politica a Chioggia. Sospiro di sollievo per l'amministrazione comunale di Chioggia, che mette fine alla crisi nata a settembre 2025 con le dimissioni dell'assessore Maria Roso Boscolo Chio della lista Energia Civica. Nel Consiglio Comunale il sindaco Armelao ha infatti annunciato l'ingresso in giunta di Fratelli d'Italia con 2 assessori, e questo ha permesso anche di votare il bilancio di previsione nei tempi consentiti. I 2 nuovi assessori sono Matteo Penzo, con deleghe a sicurezza, polizia locale, decoro urbano, commercio, attività produttive, sport, agricoltura e pesca, e Cristina Boscolo Zemelo, con deleghe a cultura, mobilità e trasporti, lavoro, economia del mare, informatizzazione e innovazione. Entrambi esterni al Consiglio Comunale, ma candidati con Fratelli d'Italia alle ultime elezioni regionali. Con questo accordo la Giunta dovrebbe arrivare alla scadenza del mandato senza altri intoppi. Aumentano i casi della truffa telefonica del falso poliziotto di Venezia, con almeno 5 episodi segnalati in poche ore. Adiconsum Venezia lancia l'allarme: i malviventi fingono operazioni sospette sui conti correnti e invitano le vittime a trasferire i risparmi su presunti conti sicuri. Spesso viene inviato anche un falso messaggio a nome Nexi per rendere la truffa più credibile. L'invito, in caso di dubbi, è sempre quello di rivolgersi alle forze dell'ordine. 1 miliardo di euro circa derivanti da fondi europei per lo sviluppo regionale. Il Veneto ottiene una proroga di 1 anno per il loro utilizzo.
Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a larga maggioranza gli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione Europea. Al centro della delibera la revisione di medio periodo dei fondi europei della programmazione 2021-2027, in particolare del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo. Entrambi i programmi, finanziati con circa 1 miliardo di euro nell'arco di 7 anni, hanno già superato il 70% di attuazione. Grazie ai nuovi regolamenti europei approvati lo scorso anno, la Regione ha potuto rimodulare la priorità di spesa, ottenendo un anno in più per l'utilizzo delle risorse maggiori percentuali di cofinanziamento. Si è concentrata l'attenzione sulla priorità dedicata alla casa, 50 milioni a sostegno dell'edilizia residenziale pubblica per il restauro di appartamenti e il restauro di case destinate alle persone con difficoltà. Di questo fanno parte i 28 milioni stanziati per il Fondo di Sviluppo, mentre è prevista una nuova priorità da 83 milioni di euro per favorire l'occupazione, in particolare giovanile, e sostenere lavoratori e imprese nei processi di transizione legati alla decarbonizzazione. Per quanto riguarda invece il Fondo di Sviluppo regionale, sono stati stanziati altri 5 milioni di euro per competitività e decarbonizzazione. Un segnale importante della Regione del Veneto, si dà seguito a questi annunci proprio e si dà una risposta anche alle esigenze nuove del territorio. Dopo una lunga malattia è morto Sandro Munari, il numero 1 dei piloti di rally negli anni 70. Nato a Cavarzere nel 1940, Munari, soprannominato Drago, inizia la sua attività sportiva nel 1963, prima sui kart, poi come navigatore di Arnaldo Cavallari. La coppia sale subito sul gradino più alto del podio, il primo rally di San Martino di Castrozza, vince anche al Rally del Portogallo e alla fine dell'anno conquista il campionato italiano rally del 54, nel 69 vince il campionato italiano rally e nel 72 il rally di Monte Carlo, battendo uno squadrone di vetture ben più potenti. È la prima vittoria in questa celebre gara per un pilota italiano che aprirà una lunga serie di successi. E adesso una novità importante in arrivo per i servizi sanitari di Burano. Nell'isola del Magretto a Burano della Laguna di Venezia viene ripristinato, tornando all'antico, l'accesso diretto del servizio di guardia medica in isola senza dover prima telefonare al nuovo numero 116 o 117 previsto da una normativa nazionale per chi ha bisogno di qualche prestazione sanitaria o visita medica non urgente. In pratica a Burano chi avrà bisogno di assistenza o di una visita medica negli orari non coperti dal medico di base di famiglia e quindi in orario serale o notturno e nei giorni festivi potrà recarsi nella sede del distretto di Burano e troverà un medico presente sul posto pronto a prendere in carico il paziente senza appuntamento. Il servizio è stato ripristinato dall'Ustria Serenissima e dalla Regione Veneto, che ha competenza sulla programmazione sanitaria d'intesa con il Comune di Venezia. In forza della delega che mi è stata affidata alla tutela delle specificità di Venezia e delle sue isole, ho ritenuto fondamentale rappresentare le istanze proprio di Burano, una vera testimonianza di come, quando le istituzioni si incontrano, dialogano e comprendono la specificità proprio di Venezia e della sua laguna, le soluzioni si trovano. Quindi oggi festeggiamo la riapertura di un presidio sanitario importante, assistenziale, proprio a Burano, assieme ai suoi cittadini, che tra l'altro sono stati i primi sollecitatori proprio di questa istanza, e assieme alle autorità sanitarie. Importante anche l'incontro con i cittadini di Burano per ricevere da loro segnalazioni e discutere dei loro problemi e prospettive future. Un'ultima notizia di sport, calcio, battuta dal resto del Venezia che a Bolzano non va oltre l'1-1 col Südtirol. Gli arancio-nero-verdi sono raggiunti in testa alla classifica a 57 punti dal Monza, vittorioso 2-0 sull'Entella. Il Frosinone, terzo in classifica, scende in campo domani a Catanzaro. Ed è davvero tutto, ora vi lascio sigla, previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata.